Siamo con Peppe Zanvito, al via la prima fase del Festival dell'Editoria, della Legalità e dell'Identità siciliana, 2 giorni che appunto vedrà qui l'Accademia Belle Arti Michelangelo protagonista con tanti premi e tanti eventi, ma ce lo spiegherà meglio Zanvito. Caos è il festival che ogni anno tocca una città, un comune della nostra provincia. L'idea è quella di arrivare nei posti, di contaminare e al contempo rimanere contaminati attraverso i libri e non solo. Abbiamo scelto Agrigento quest'anno, in questa bellissima sede dell'Accademia, proprio in occasione del 150esimo della nascita di Luigi Pirandello, quindi alcuni spazi del festival sono proprio dedicati all'autore siciliano e agrigentino. Bene, iniziamo stamattina con i ragazzi dell'Istituto Comprensivo del Seneto che assisteranno a uno spettacolo di pupi antimafia diretti da Angelo Sicilia, racconteranno la storia del giudice Livatino. Loro hanno ricevuto uno dei premi che noi ogni anno assegniamo, che è quello Ritatria. Per cui poi nel pomeriggio si prosegue col festival, con incontri letterari, con un programma insomma molto ricco di appuntamenti. L'idea è quella anche di valorizzare gli autori locali nostri che spesso non trovano spazio e che noi invece vogliamo incontrare e far conoscere. Oltre a questo saranno ospiti, c'è il premio letterario, quindi stasera assegneremo il premio narrativa, domani nel pomeriggio invece la sezione racconti e poesie. Tra i premi speciali del festival che si sta tenendo qui presso l'Accademia Michelangelo c'è il premio Ritatria che è stato assegnato ad Angelo Sicilia per i pupi antimafia. Sicuramente un riconoscimento gradito, importante anche per l'attività che voi svolgete quotidianamente nel territorio. Sì, certamente, è un riconoscimento che noi abbiamo apprezzato molto. Io doppiamente perché essendo originario di Favara, per cui ritornare da queste parti per me è sempre un grande piacere. In ogni caso il riconoscimento va a premiare un ragionamento che noi abbiamo avviato tanti anni fa in Sicilia e facendo questo tipo di attività, cioè trasformando il nostro teatro, un teatro tradizionale dei pupi, in un teatro invece di impegno che racconta non più le storie dei paladini di Francia, ma togliendo le corazze a questi pupi noi abbiamo cominciato a raccontare invece le storie di nuovi eroi della contemporaneità, cioè eroi che non hanno bisogno né di spade né di lance e che si chiamano Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Pio La Torre, Peppino Impastato e tanti altri purtroppo, perché sono tanti i martiri di questa nostra martoriata terra. Quindi noi oggi rappresenteremo per esempio la storia di Rosario Livatino, giudice che è stato ucciso proprio qui vicino nel 21 settembre del 90 e che rappresenta veramente una delle figure cardine del nostro repertorio. Noi ci tenevamo tanto a farlo, abbiamo rappresentato diverse volte in provincia di Agrigento, ma qua ha una valenza diversa perché è proprio all'interno di un'istituzione importante come l'Accademia, all'interno quindi di un ragionamento diverso che il premio Caos e tutto quello che sta dietro.